Allora, vicino a una pianta verde speranza siamo con Beatrice Meniconi e Cecilia Caldoni. squadra Umbria, scusate. Ruolo? Schiacciatrice, opposta. Benissimo. Come state passando questi giorni ad Abano, al Trofeo delle Regioni? Beh, più o meno bene. Abbiamo avuto un po' di sconfitte. Poi, vabbè, questa mattina abbiamo vinto contro la Basilicata e adesso domani giochiamo contro il Molise. Stiamo vivendo bene e dopo il primo giorno che non è andato molto bene ci stiamo rialzando. Ma vi state divertendo o... Sì, via. Dopo un po'... non so. Sì, ci stiamo divertendo. Sì, sì. Qual è la cosa più bella fino adesso che avete trovato qui ad Abano o comunque nel Trofeo delle Regioni? Che vi ha fatto star meglio, dai, diciamo così. Vabbè, stare tutti insieme e giocare bene. Non emozionarti, è una videocamera. Stare insieme e giocare a palla. Ok, cos'è che vi ricorderete di più di questo trofeo? O di questo posto, dell'albergo, di come si mangia? Sicuramente delle amicizie, cioè, della squadra, sicuro. Dopo, le varie squadre affrontate. Qui invece? L'albergo. L'albergo è bello. E la nostra squadra. Adesso una domanda, sono le 5:10 di pomeriggio, cosa andate a fare adesso? Ora andiamo in piscina. Vabbè, la vita voi, eh? A fare un po' per il discarico. Ecco. Domani in campo alle? Domani alle 9, mi sa 9:30. Contro? Contro la Valle d'Aosta e il Molise. Due Allora, partite. in bocca al lupo all'Umbria. Crei. Ciao ragazze! Ciao.